Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con FNP CISL. Abbiamo il piacere di riavere qui in studio Tina Cupani, grazie a voi di essere qui, segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto. Gianni Fabian, ben ritrovato anche a lei, segretario regionale FNP CISL Veneto. Il tema è molto pernicioso e molto intrigante perché poi il tempo vola, c'è l'estate di mezzo, ci sono alcuni mesi davanti, ci sarà il rinnovo delle cariche regionali, quindi ci sarà probabilmente comunque un cambiamento oppure no. Insomma, fatto sta che in questo interregno alcune cose si possono fare. Il sindacato su alcuni aspetti più volte ha cercato di vedere, di trovare delle soluzioni, di insistere con la regione. Adesso siamo arrivati a delle urgenze, emergenze, bisogna risolvere certi nodi prima di andare ad elezioni. Sarebbe molto molto interessante e gradito. Perché? Perché ci sono delle questioni di carattere sociale sottostanti che devono essere risolte, vero segretaria? Sì, certo che sì. Il nostro timore, la nostra paura è che in attesa delle elezioni comunque si continui a non affrontare dei temi che noi riteniamo prioritari. E soprattutto tenuto conto che in questi ultimi 7, 8, 9 mesi l'assessore Lanzarin non si è aperto al dialogo, quindi l'ultimo tavolo di confronto lo abbiamo avuto giugno dello scorso anno e non c'è mai stato un confronto serio con i sindacati, ma soprattutto con noi sindacati dei pensionati che avevamo chiesto proprio un tavolo. Allora, la nostra preoccupazione è che si cerchi di temporeggiare, tanto i temi si affronteranno dopo le elezioni o saranno oggetto di una campagna elettorale. Noi vorremmo invece che tre priorità venissero affrontate subito, prima della scadenza del rinnovo della governance regionale, quindi visto che mancano diversi mesi. A fine novembre. Quindi ci sono alcune questioni che, nella logica anche della tutela dell'anziano, del mondo che noi rappresentiamo, crediamo debbano essere affrontate, non si debba aspettare alla prossima tornata elettorale perché è troppo tardi. Anche perché delegare certe questioni che già, per esempio le case di riposo, per il centro di assistenza, la sanità, al privato, come potrebbe esserci una tendenza, è molto rischioso. Certo, è soprattutto rischioso perché non c'è quella famosa riforma delle IPAB che noi attendiamo dal 2000, quindi 26 anni in attesa di una riforma di tutto il sistema delle RSA, case di riposo per chi usa un termine molto più capibile, e che noi aspettiamo da 26 anni e che non è stato mai messo in atto. Ci sono state proposte, ci sono state leggi, ci sono state ipotesi di legge, ma non si è mai concluso. E allora qual è il nostro problema? Che in questa situazione di non regolamentazione ci sfuga un po' un controllo pubblico-privato. Quindi noi abbiamo una regione che comunque attraverso le proposte che vengono fatte e condivise nei piani di zona, quindi con le ULS, è arrivata a programmare fino a 36.000 posti, perché noi sappiamo c'è l'annoso problema delle liste di attesa. Insomma, ormai è confermato che sono 10.000 le liste di attesa e quindi dobbiamo cercare di trovare una soluzione, ma non senza un controllo. Quindi nel momento in cui io non ho controllo e c'è un privato profit che si insedia nel territorio e quindi copre posti che poi diventano necessari alle famiglie per mettere e sistemare un po' più caro, in una realtà in cui comunque le impegnative sono ancora sotto budget, quindi sono insufficienti per coprire tutte le richieste, e un profit che continua ad emergere e coprire le necessità, ci troviamo in una situazione difficile. Allora, una domanda sintetizzando questa questione che riguarda le case di riposo che voi vorreste porre, spaccata, netta, qual è? Allora, noi chiediamo che sui 31.500 posti accreditati
ci sia la copertura totale di impegnative, in modo che le famiglie non debbano sostenere un costo superiore al 50% di quella Quindi che è la mitigare retta. sostanzialmente. Qui vediamo anche una slide magari dalla regia, se ce la mettono in onda la prima, che riguarda i centri e servizi per anziani. Ecco qua, come intendete intervenire per mitigare l'aumento delle rette dei centri e servizi per anziani? Certo. Perché voi non dite annullarle, ridurle, calmierarle in qualche modo per consentire alle famiglie o all'anzianato stesso di potersi mantenere in qualche modo. Sì, per mitigare le rette è necessario che l'impegno finanziario a copertura delle impegnative, della quota che la Regione paga per conto delle famiglie, si allargano fino a coprire gli interi posti accreditati. Io Regione accredito 32.000 posti, 32.000 sono le impegnative, quindi un investimento finanziario maggiore, più trasparenza, più vigilanza e più controllo. Perché sulle rette bisogna capire e analizzare i bilanci delle strutture, capire dove c'è una gestione più corretta, più appropriata, quindi trasparenza. E poi noi continueremo a chiedere di essere anche come sindacati all'interno dei comitati per quanto riguarda i parenti delle case di riposo. Noi vogliamo controllare e dalla Regione pretendiamo vigilanza. Perché questa è un po' carente? Sì, manca in Veneto. In Veneto fanno già fatica i familiari ad entrare nei comitati perché la questione è un po' farraginosa, perché poi il rapporto stretto con chi gestisce il proprio familiare in una situazione di delicata relazione diventa anche psicologica secondo me. E poi la cosa che comunque voi dite è che ci sia sempre un collegamento equo con la condizione economica e patrimoniale della persona. Quindi, sì, sul valore nel definire i valori delle impegnativi chiediamo anche questo. Chiediamo che nel momento in cui la famiglia deve intervenire per pagare la differenza si tenga conto anche della capacità, sostenibilità economica della famiglia stessa. Chi ci ascolta dice: ma questa domanda l'avete già posta oppure no? Allora, bisogna essere anche sinceri, nel senso che noi abbiamo anche come sindacati già dal 2020 che si parla di non autosufficienza e quindi la questione di una retta che sia, di un'impegnativa che sia rapportata anche al reddito del familiare lo poniamo come ipotesi di percorso da più tempo. La risposta c'è stata? Non c'è stata risposta da questo punto di vista, quindi non abbiamo mai capito se la Regione da questo punto di vista condivide questa proposta. Ci ha detto la Lanzarin, perché la cosa l'abbiamo chiesta anche formalmente in un tavolo, e ci ha risposto che comunque abbiamo già delle impegnative diversificate, quindi ci sono già dei valori differenziati delle impegnative, per cui comunque un intervento diversificato la Regione già lo fa, ma cioè, se continua a stanziare solo 540 milioni all'anno sulla non autosufficienza e dobbiamo aumentare il numero delle impegnative perché c'è necessità, è chiaro che un intervento di altro tipo bisogna farlo. Assolutamente. Non ci sono soltanto le case di riposo, per fortuna, però sono anche questo un altro problema, sono le case di comunità con la presa in carico relativa. Peraltro queste case di comunità, ho scoperto parlando con molte persone, anche vedendo le domande che ci fanno i nostri telespettatori, non sono così conosciute nel loro funzionamento, nell'utilità che hanno, e darebbero un grandissimo sollievo ai cosiddetti caregiver familiari, alla famiglia stessa, forse se funzionassero in modo più sciolto, no? Qual è la criticità di queste? Semplicemente non sono conosciute perché non ci sono. Allora, tra l'altro il tema delle case di comunità darebbe sollievo anche al tema che la segretaria citava prima, nel senso che cosa fare per questo. Attivando le case di comunità potremo anche avere la cosiddetta, sviluppare in maniera importante, perché la cosiddetta filiera della cura, nel senso che potremo prendere in carico i nostri anziani
già a domicilio e quindi ritardare il più possibile l'entrata nei centri di servizio. Le case di comunità sono il cuore della riforma del DM 77, sono quelle strutture in cui dovrebbero andarci medici di medicina generale, specialisti, infermieri, e dovrebbe essere il centro della sanità, esclusa la sanità d'urgenza, cioè tutto quello che non è legato all'urgenza dovrebbe andare in quel contenitore. Quindi lei capisce per bene. esempio, facciamo un esempio concreto, Sì. L'anziano si rompe il femore, tipico, cade, va in urgenza in ospedale, subisce un intervento, poi improvvisamente dopo pochi giorni viene dimesso. Panico. Panico vero e proprio, soprattutto se la persona anziana. C'erano una volta che davano respiro a questo tipo di patologie, c'era l'intervento d'urgenza, poi c'era la geriatria, la lungodegenza, in cui l'anziano poteva cominciare la fisioterapia all'interno dell'ospedale. Queste strutture dovrebbero essere, questo tipo di patologia dovrebbe trovare risposta in prima battuta dall'ospedale di comunità, e anche qua siamo a metà strada, quindi su 71 ne abbiamo 43 attivi. Il resto però potremmo farlo a casa, la presa in carico del paziente a casa, quindi il fisioterapista a domicilio, l'assistenza domiciliare, sì, non a pagamento da parte del no, è tutto previsto all'interno del DM, vuol dire, con i servizi infermieristici, l'infermiere di famiglia, cioè tutto quel tema praticamente che è all'interno del decreto e che purtroppo siamo in fortissimo ritardo. Allora, tra l'altro c'è un'analisi di Gimbe, la conosciamo bene perché che cosa dice? È il nostro. Gimbe dice che su 99 case di comunità che sono previste per il Veneto ne abbiamo 64 attive con almeno un servizio, e solo 2 di queste 99 hanno in questo momento la presenza del medico e dell'infermiere. E quindi... Ma poi c'è una data, perché c'è il 2026. C'è il 2026. Perché ne abbiamo parlato ancora tempo addietro, proprio anche con lei, segretario. Sì, allora c'è il è domani, il 2026. È dopodomani, esatto. Tra l'altro ho sentito qualche esponente del governo che sta cercando di ritardare questa entrata, voglio dire, questo termine, far slittare, perché chiaramente non sono... Cioè, si figuri lei, insomma, siccome che al di là delle strutture che sono partite in quasi tutti i territori, cioè fisicamente i muri ci sono e probabilmente nel giro di qualche anno i muri ci saranno, ma c'è tutto il tema legato al personale. E quello infatti di cui si era parlato ancora quando questa cosa era a monte e non è stato ancora risolto. Quindi data 2026, tutto dovrebbe essere pronto, tutto dovrebbe partire. Bravissima, dovremmo avere per esempio i 3.000 infermieri di famiglia. Ma allora a questo punto, domanda politica, che cosa può fare il cittadino quando si trova in queste situazioni, dimissioni improvvise, che fa? Cioè deve pagarsi tutto, deve arrangiarsi, deve entrare, perché adesso succede che paga, no? Allora, non è questione tanto, guardi, solo una questione di pagare o meno, è proprio la rete, no, quella è importante, ma è la situazione di disperazione che si trova nel non sapere come muoversi e cosa fare. Quindi la persona esce dal circuito ospedaliero, Gianni l'abbiamo detto spesso, noi non mettiamo in discussione una sanità ospedaliera veneta che funziona, e quando esce dal sistema si trova nella disperazione, quello è il problema. Non sanno da che parte muoversi, cosa fare, al di là della parte economica che è importantissima, perché se sei all'interno di un percorso programmato hai anche programmazione di visite, di controlli e cioè quant'altro. Manca una presa in carico? Manca la presa in carico della persona nel momento in cui esce dal circuito ospedaliero, oppure manca una presa in carico efficace della persona quando uno si trova in una situazione improvvisa di non autosufficienza che comunque non viene risolta dall'ospedale. Il punto unico di accesso è quel servizio in cui il cittadino... il famoso PUA. Il famoso PUA. È tutto lì. È lo snodo, voglio dire, del sistema, nel senso che io cittadino a fronte di un problema mi rivolgo al PUA e lì c'è la presa in carico. Ma esiste un PUA in tutta la regione? Lo trovo? Immagino che sarà sicuramente sulle due strutture che abbiamo operative, perché poi anche là ci sono tutta una serie di indicatori
per le case di comunità che vanno dal punto prelievi, voglio dire, fino poi allo specialista, cioè, ma qua adesso siamo veramente, lei capisce, i numeri parlano chiaro, 64 con 2 servizi all'interno e solo 2 di queste 99 hanno medici e infermieri che sono il cuore vitale del sistema. Insomma. Allora andiamo in pubblicità, facciamo vedere un attimo di nuovo la grafica della seconda domanda che il sindacato vuole porre alla Regione prima che sia troppo tardi, ovvero qual è la strategia per rendere operative queste case di comunità, perché funzionino, perché ci siano, perché così avrebbe dovuto essere e perché se le persone anziane sono sole, diventano non autosufficienti, non hanno la famiglia attorno che si deve prodigare, aver tempo per prodigare o che altro, non sanno che cosa fare ed è giustamente panico. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme perché non finisce qui.